Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live del vostro Marietto Veneziano. Stavo proprio parlando con Ilde che si stava preparando un sigillo importante. E appunto si sentivano queste entità che sono nell'aria. Ma perché parlo di questa cosa qui importante con voi? Ma perché oggi parleremo dell'importanza di creare i presupposti per incontrare una persona valida nella vita e non una suppostina, un avanzo di qua, un avanzo di là o uno scarto, no? Questo non è che viene giù dal cielo, certo, ci sono casi eccezionali in cui magari dal cielo cade il miracolo. Ma voglio dire, abbiamo passato dei periodi bui di New Age in cui le persone si attaccavano ai social, bastava il numero, la parolina per cercare il parcheggio, per cercare di qua, per cercare di là, oppure una pacca sulle spalle, ti mangia la luce colorata, i sogni colorati, gli angeli, l'ascensore, il quinto piano, il settimo piano, insomma, quelle balle spaziali che vi hanno riempito il cervello e che sono dentro il vostro cervello, purtroppo. È come se voi a un certo punto aveste messo nel cervello della spazzatura pensando che fosse un lingotto d'oro e l'avete custodito per tanto tempo. Adesso il problema è che se la vostra anima gemella vi cercava, non sta cercando una persona con dentro la spazzatura, ma sta cercando una persona che abbia le sue stesse qualità. Quindi, quando si incomincia a cercare un'anima gemella, la prima cosa è sicuramente fare una pulizia generale di tutta la spazzatura che avete dentro, che vi hanno inculcato per mancanza di ignoranza. Certo, la legge in Italia dice che l'ignoranza non esiste, però diciamo che esiste e quindi la vostra anima gemella che sta cercando voi non sta cercando una persona con dentro 10 kg di spazzatura nel subconscio, sta cercando una persona della sua stessa qualità. E quindi la prima cosa da fare è incominciare a fare una bella pulizia radionica, così da togliere tutte quelle ragnatele, quelle cose che insomma è. Perché vi dico questo? Perché se finora magari qualcuno ha avuto, o qualcuno ha avuto un problema con la propria compagna perché ha capito che non era l'anima gemella, un grande punto di domanda, una pensata deve incominciare a farsi. Quindi prima si parte con una bella pulizia generale radionica, poi si attacca subito con un bel ciondolo, cioè questo non è Vangelo secondo Matteo, secondo è un'idea del Marietto, è uno studio di fattibilità, è un piccolo progetto per stare lontano da quelle menate gigantesche, no? Di questi social che continuano a sparare, no? Con questi fili di ferro rotolati intorno che mettono dentro tutti i propri nomi sperando nei miei. Signori, ma voi quando fate su una casa, no? Che magari abiterete per 3 anni, no? Pensate di mettere dentro il progetto dentro una genesa? Oppure voi pensate che ci sono persone che studiano, fanno il liceo o all'università e poi magari non faranno mai quel lavoro? Ma voi pensate che per trovare l'anima gemella basta mettere dentro il nome? Cioè, voglio dire, non dico che bisogna essere caduti dai seggioloni a piccolini, perché il marietto queste cose non le dice. Però, insomma, bisogna capire che se tanto mi dà tanto. Quindi, il progetto di base è una bella pulizia generale, del costo di 100 euro. E poi il ciondolo. Perché il ciondolo? Perché il ciondolo vi tiene lontano da tante magagne che neanche vi immaginate. Fatto questa protezione, che diciamo non è che siete dentro un bunker sotto 60 metri, però diciamo che un aiuto lo fa. Poi bisogna, quando lo capirete e se lo capirete, iniziare a cercare l'anima gemella. E quindi che cosa vuol dire? Bisogna attivare tutti quei meccanismi a livello eterico che attirino le energie confacenti alla vostra anima. Non è che voi dovete cercare un altro che butta dentro il nome in una genesa o si fa mandare gli angeli colorati tramite una signora poverina che abita al quinto piano di un palazzo, che magari non esce di casa e che è piena di frustrazioni. Cioè, queste cose Manetto non le dice, però voglio dire, ho avuto dei committenti che mi hanno raccontato storie del genere. Io queste persone non le conosco. Quindi, cari miei, dovete pensare bene a una strategia, perché non è che voi andate a abitare in una casa, no? E pensate di mettere il progetto all'architetto dentro la Genesa o farvi mandare gli angeli colorati perché l'architetto tiri le righe.
bisogna fare le cose con la testa e la testa la bisogna usare bene, quindi è come una partita a scacchi. Allora, se voi muovete le pedine in un modo giusto, no? Il risultato c'è. Se invece muovete le pedine a casaccio, vi ritrovate un marito che non è la vostra anima gemella, dei ragazzi in casa che sono attaccati alla PS4 perché non sapete dove parcheggiarli, no? Diventeranno obesi con piedi piatti, avranno tutte le problematiche. Se poi avete anche la fortuna che giocheranno con delle persone, e non lo dico io, che sono un pochettino lenti di riflessi, questi ragazzi qui, oltre a avere tutte le problematiche del caso, serviranno energie negative. Quindi bisogna fare le cose con la testa. Avete capito? La testa. Quindi si fa un progetto. Pulizia, ciondolo e poi si incomincia con i riti propiziatori per attirare una persona che sia adeguata a noi. Ma nello stesso tempo, non è che se noi continuiamo ad andare nei social, facciamo andare angeli colorati, nello stesso tempo pensiamo di muoverci. Bisogna staccare i rami secchi, bisogna prendere posizione perché dal nulla non viene nulla. È inutile pensare che se io vado a pescare in un lago di alborelle, è inutile credere che se io chiedo agli angeli colorati venga fuori una balena. È chiaro questo? Quindi deve essere fatto tutto con la testa. Se non avete testa, non funziona la cosa. È inutile che continuate a chiedere luci colorate, mandatemi luci di qua, di là. Le luci arriverà a settembre-ottobre con l'Enio e col rincaro. L'unica cosa che vi arriverà è un rincaro. Capito? Bene, cari amici, grazie di tutto e alla prossima. Ciao.